L'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Grazie Lorenz, grazie Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, con me Alex Cereda per questa puntata di oggi, sabato 18 gennaio 2025, vi ricordo ancora, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, il secondo appello l'avete appena sentito, andate a visitare radiolibertà.net che è un bellissimo giornale online. Caro Alex, oggi noi iniziamo un ciclo di trasmissioni che è dedicato a una figura straordinaria, una figura che non si può pronunciare senza alzarsi in piedi. Io non lo faccio semplicemente perché sennò sfalso tutta l'inquadratura. Stiamo parlando del mago di Lodi. Chi è? Dillo tu. Il mago di Lodi è Santino Balduzzi. Yes. Santino Balduzzi è uno dei personaggi più importanti del vero sport alfista della vecchia generazione, cioè la generazione che conosceva realmente i motori e che li sapeva elaborare e chiamava soprattutto il proprio lavoro. Santino fa parte di quei 4-5 nomi più importanti riferiti all'Alfa Romeo. Per me credo il più importante, insieme ad Angelini di Roma. Ovviamente due caratteri diversi, due modi di preparare le auto in maniera differente, però due capostipiti di un nuovo metodo di preparazione estrema, in periodi in cui le attrezzature non erano quelle di oggi, non c'erano i materiali di oggi, erano materiali più poveri, tra virgolette, però ci voleva genio. Santino Balduzzi è stato un personaggio straordinario, dotato di talento e genio. Di solito o si ha talento o si ha genio, e già si è fortunati. Nel caso di Santino Balduzzi aveva sia genio che talento. Esatto. Nasce nei primi anni 40, credo in Lombardia, non so se in provincia di Milano o proprio a Lodi. Mi perdonerà la figlia se... Intanto la salutiamo, Ombretta Balduzzi, che ci sta seguendo e che ringraziamo. Santino si forma in maniera straordinaria perché fin da piccolo è un bambino molto curioso, anche se non nasce in una famiglia di meccanici, quindi è una passione che acquisisce con il tempo, partendo anche da elaborandosi un motorino Motom 48 che gli avevano regalato. Da lì capisce che la meccanica è la sua destinazione. La storia di Santino colpisce tutti e io lo reputo per me il re in assoluto nelle preparazioni, perché ha fatto un percorso molto professionale, molto più professionale rispetto agli altri, arrivando addirittura a collaborare direttamente con l'Alfa Romeo. Sì. E quindi, cosa che non è riuscito neanche ad Angelini. Nel caso di Santino Balduzzi, vediamo ecco qualche foto dei GTM elaborati da lui, davvero con un concetto di elaborazione totalmente diverso, ovvero dai riscontri fatti dalle varie preparazioni che faceva l'Autodelta, che era quella che aveva tra virgolette inventato quel tipo di elaborazione, Santino Balduzzi si discostava utilizzando valori di valvole, di di scarico, di modifiche, di alzata, di alberalcame diversi. Questo che cosa significa? Significa che non andava per niente a copiare ciò che mamma Autodelta faceva, ma aveva quel genio di poter progettare da sé elaborazioni affidabili e soprattutto vincenti. Infatti, aggiungerei anche un'altra cosa. Santino Balduzzi è stato un autodidatta. Intanto queste fotografie sono tratte da una serie che in Canada è stata dedicata oltreoceano alla figura di Santino Balduzzi. Come si chiama la testata? Veloce, mi pare che si chiama.
il giornalista che salutiamo, sappiamo che certo. è online, è James Lanaway, spero di averlo ecco, quindi noi ci permettiamo di pubblicare queste fotografie che sono state pubblicate già da Veloce Today. In particolare la cosa che più vi vogliamo raccontare è questo: Santino Balduzzi è un uomo che è nato con i carburatori, ma che, mi ha raccontato sua figlia Ombretta, ha saputo diventare l'uomo anche dell'elettronica. A metà degli anni '80 ha cominciato a studiare da solo la programmazione delle centraline, ha cominciato ad andava spesso anche a intuito, non avendo mai avuto alcuna formazione di informatica. Ne è diventato un maestro provetto e questo gli ha permesso di traghettare nell'era del futuro, perché non era più soltanto l'uomo che faceva le testate, i pistoni Borgo, eccetera, eccetera, ma era anche l'uomo che guardava al futuro, all'epoca in cui con le centraline i motori sarebbero stati gestiti con un approccio completamente diverso. Quindi è un uomo che ha saputo adeguarsi ai tempi, ha saputo marciare al passo con la tecnologia, così al passo che il motore JTS, per esempio, dell'Alfa Romeo, il motore 1970 di cilindrata, che è stato poi montato sulla 156, è un motore che possiamo definire made in Balduzzi, per il semplice e banale motivo che l'Alfa Romeo non riusciva ad arrivare ai 170 cavalli di progetto. Quel motore che Santino riuscì a risolvere, attenzione, neanche la casa madre era riuscita a risolvere. Esatto. Questa è una cosa straordinaria, ecco perché lo pone nel podio più alto dei preparatori. Appunto. Ma non italiani, io parlo a livello mondiale, poi vi dirò perché. Appunto, Santino Balduzzi vuol dire anche velocità, vuol dire anche corse, vuol dire anche gare che sono rimaste nella storia perché le sue vetture si sono quasi sempre piazzate ai massimi vertici nei vari contest, nelle varie prove che hanno dovuto affrontare. Mi permetto, oltre a Veloce Today, di citare lo stesso garage dell'Alfista, perché noi lo abbiamo raccontato nel numero 13 di luglio-agosto 2022 e nel numero 15 di settembre-ottobre 2022. Difatti chiedo alla regia di staccare un attimo le fotografie, perché io adesso vi voglio condividere lo schermo e in particolare vi voglio far vedere questa chicca che mi è stata confidata da Ombretta Balduzzi. Eccola qua, guardate qua. Non erano solo vetture vincenti, come può essere per esempio questa bellissima GTA del 1968. Questa, pensate, è una macchina che aveva corso in Cecoslovacchia e poi dopo la caduta del muro era finita in mano a un appassionato tedesco. Ma prima ancora in Italia e in Europa. Certo. E la particolarità è che questa macchina, appunto, che nel 1975 aveva ricevuto il motore elaborato Balduzzi, ha corso vittoriosamente in Cecoslovacchia fino al 1981. Il pilota che correva con quest'auto era lui, Antonin Turdi, e in particolare poi la macchina è finita nelle mani di un appassionato tedesco che, avendo trovato i tratti Balduzzi sulla carrozzeria e sul motore, a questo punto ha portato l'automobile fino a Lodi. Eccola qua. E quando io sono stato in officina, queste sono tutte foto che ho scattato io, vedete, è stata completamente rimessa a posto ed è stata completamente... Dimmi, Alex. C'è restaurata, ricontrollata. Salutiamo il proprietario di questa preziosa GTA che è Marcel Renck. Io lo saluto personalmente a nome del nostro garage dell'Alfista e di tutti gli appassionati. Ecco, tra l'altro la mia Giulia, ecco. E qui c'è una chicca, una Giulia con due cuori ancora più sportiva, ma questo è un progetto sul quale non vogliamo per adesso dire nulla. Vedete ancora gli interni della GTA elaborata a Balduzzi. Questo è un giovanissimo Alex Cereda con la Giulia di famiglia. Che Giulia era? 1300? No, una 1600. Una 1700i che amavo alla follia, tanto che mia mamma mi ricordava sempre che quando fu venduta sciaguratamente per una macchina più piccola, una Fiat 850 Coupé,
non so quale follia abbia fatto fare una cosa del genere. Io piansi per una settimana perché ero talmente legato a quell'auto che non volevo salire sull'auto nuova. Ecco. E poi... E lì mi è rimasta nel cuore la Giulia, perché pensavo fosse mia, nonostante la guidavano gli altri, ma per me quella Giulia era di mia proprietà. È un Ecco, legame neanche io con l'Alfa Romeo. E poi a proposito della collaborazione tra l'Alfa Romeo e Balduzzi, noi pubblichiamo qui un documento, questo non ce l'ha nessuno, lo abbiamo pubblicato noi in esclusiva che periodo era? Nel settembre-ottobre 2022, Garage dell'Alfista. Questo è l'atto di nascita della Giulietta Turbo Delta, relazione prova motore al banco numero H0439 del 16 settembre del 1983, signore e signori, che si conclude con buono, tutto regolare, monta aria condizionata. Ebbene sì, pensate che per arrivare alla Giulietta Turbo Delta finale, Santino Balduzzi ha montato la turbina KKK con alcune modifiche alla stina olio nel carterino, spianatura atte progettato da lui, il cassetto aria esatto, e foro scarico olio. Poi ancora la prova dice l'esito, scrive il mago Lodigiano Albiscione, è buono, tutto regolare. Infine i disegni fatti da Balduzzi a proposito del carterolio, turbina KKK, pistoni Borgo. Attenzione al gomito turbina che cambia completamente con quello avio, perciò ho dovuto modificare numero 2 gomiti per recuperarne uno, facendo tagliare la flangia e farlo risaldare. Poi cambiano anche interasse dei fori e diametro. Foro diametro 10 per KKK, diametro 8 per avio. Eccolo qua, vedete, abbiamo ancora la relazione. Questa invece è questa relazione qui, eccolo qui, dove vedete che c'è scritto motore tipo Alfetta 2000. Questo del 19 giugno dell'82 è, lo stai mostrando anche tu? No, scusa, non volevo interromperti. Non è lo stesso, però è una scheda motore, perché io poi vorrei ritornare al discorso della rivista. Finisci il... Ecco, questo qua è il motore su cui Santino Balduzzi ha cominciato a lavorare a quella che sarà poi la Giulietta Turbo Delta, perché appunto poi monterà pistoni tipo Turbo Delta, eccetera, eccetera, eccetera. Il motore originario è stato ovviamente un motore 2000 di un'Alfetta, siamo al 19 giugno dell'82, pensate che quindi tra giugno 82 e ottobre 83 Santino Balduzzi ha potuto mettere a punto quel missile che è la Giulietta Turbo Delta. Prego Alex, a te. Tornando alla rivista che ha già pubblicato online, quindi andate a vedere le prime 2 puntate, sono state dedicate 4 puntate alla storia di Santino Balduzzi. Questo vi fa capire, dall'America è stato, che noi sappiamo che ci sia traccia, la prima rivista che abbia dedicato, al primo italiano a cui ha dedicato il preparatore, ben 4 puntate della propria rivista raccontando la sua storia. Quindi significa che stima hanno gli americani del Mago di Rodi e con quale pazienza per circa 8 mesi, mi diceva Ombretta, James Laneway, in contatto con Ombretta per avere le informazioni e le foto necessarie, gli hanno dedicato. Quindi vi consiglio di andare su Veloce Today. Le prime 2 puntate sono state già pubblicate, adesso si va per la terza. Nella prima puntata viene pubblicata questa scheda. Ora, andatela a vedere con calma, così come la scheda che è stata pubblicata all'epoca sul Garage dell'Alfista, per vedere con quale precisione, con quale dettaglio Santino faceva le schede motore, con un dettaglio straordinario, calcolando giro per giro quanti chilogrammetri, quanti cavalli dava il motore, il tipo di aspirazione, i gradi, gli angoli delle valvole degli alberacamme. Quindi uno studio attento. Se noi pensiamo che quest'uomo è partito da zero, perché il problema non è solo il successo che ha avuto e che meritava, anche se ne meritava ancora di più, il problema, cioè, è ciò che da dove è iniziato, cioè da zero, partendo da essere un garzone dell'officina,
presso Balduzzi, che era il proprietario, anche se non era parente, lo diventerà dopo, e la storia poi la racconteremo, molto particolare, molto bella. Ma era talmente bravo e abile che ha cominciato a imparare il mestiere, superando ovviamente il maestro, che era il proprietario dell'officina, che poi lo adotterà successivamente dandogli il nome Balduzzi, arrivando da solo a livelli stellari, perché tutt'oggi con la documentazione non sappiamo in realtà quante auto sono state elaborate, perché non di tutte le auto rimane documentazione. Quindi molte auto chissà dove sono finite, molte auto sicuramente avranno ancora da qualche collezionista il motore originale Balduzzi, lui poi li siglava con delle incisioni speciali sulle testate, e la cosa più straordinaria è che è arrivata addirittura tramite l'ingegnere Lanati, che lo stimava tantissimo, e Banderali, che era un cugino dello stesso Santino, a confrontarsi con l'Alfa Romeo. Anzi, era l'Alfa Romeo che chiedeva la risoluzione, come nel caso del motore che tu hai citato, GTM, della risoluzione dei problemi. Non basterebbero 10 puntate per parlare di Santino Balduzzi, perché io sono spesso in contatto con questa officina, a cui sono legato per vari motivi, sia per la storia che mi ha sempre affascinato, sia per aver avuto da viva voce dai figli i racconti, soprattutto da Ombretta, del periodo agonistico del padre, che poi non è mai finito, perché quando lui ha smesso con le corse ha continuato ad elaborare, attenzione, e ha fatto tantissime stradali, tantissime. Vi anticipo che è stato fatto un ritrovamento dopo anni molto particolare. Se Ombretta mi darà autorizzazione un giorno vi parleremo più di un ritrovamento, e questo vi invito a leggere queste informazioni e di capire, così che vi aiuterà a capire meglio cosa è stato quest'uomo e a che livelli è arrivato, soprattutto da dove è partito. C'è sempre la ricerca di sapere novità e notizie di auto che negli anni sono passate in altri proprietari. Molto probabilmente qualcuno di queste auto è andato a finire all'asta a costi ovviamente esorbitanti, perché comunque erano auto reali GTA, nate GTA, non con le modifiche che facevano successivamente. Io stesso ho avuto una GTA, ma era una GT modificata in GTA, che è diverso. Avere una GTA originale, oggi i costi sono intorno ai 300.000 euro e non se ne trovano. Sappiamo che alcune auto preparate da Santino Balduzzi, alcune sono finite in Giappone, altre nei garaggi di qualche grosso collezionista, che ovviamente il cui valore oggi è straordinario. Quindi non si hanno notizie perché sono ben custodite, però meriterebbero di essere ammirate. Allora, noi torneremo sabato prossimo con questo speciale dedicato a Santino il Mago di Lodi. Vi mostro 2 fotografie che ho scattato io quando sono stato da Balduzzi. Queste sono foto in pellicola, come potete ben vedere. Una è la Giulietta Turbo Delta, quindi questa creatura di Santino Balduzzi. Ma regia, se vi fermate su questa seconda foto, no, non questa del vano motore, ma l'altra, ecco, questa chicca qua, queste 2 cose che si vedono ferme, ecco, questa specie di carrellini che vedete qui accatastati, sono le culle originali che Santino Balduzzi utilizzava per trasportare i vari pezzi di meccanica, pezzi di motore, eccetera, eccetera, da un punto all'altro dell'officina, quando si facevano i lavori di elaborazione. Ci sono ancora, sono nel retro bottega e meriterebbero forse di stare al Museo di Arese, perché rappresentano anche questi dei testimoni silenziosi del lavoro che è stato fatto da Santino Balduzzi e di quello che poi ha realizzato, dal motore appunto GTS alla Giulietta Turbo Delta, a tutte le modifiche che ha fatto per conto della casa del Biscione, modifiche che ognuno di noi inconsciamente, inconsapevolmente porta ogni mattina quando gira la chiave e i motori si avviano. Va bene, allora sono le 10, noi dobbiamo chiudere qua. Ringrazio Alex Cereda per la sua abnegazione e per la sua amicizia, perché veramente questo è un programma fatto per gli amici, per questa grande famiglia che siamo noi alfisti. Ci ritroviamo tra 168 ore il 25 di gennaio
sempre alle 9.35 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, grazie ad Alex Cereda. Ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Viva Santino Balduzzi, alla prossima. Viva. Avete ascoltato il